non Berlusconi, io onestamente penso che è difficile fare peggio di questo governo, ma alla domanda avremmo dovuto rispondere con delle misure anticrisi di questo tipo, io devo dire che ho una risposta molto semplice. Innanzitutto avremmo dovuto nel corso di questi anni non nasconderla questa crisi, fare i conti con quello che stava succedendo sul piano dei mercati valutari, finanziari, delle emissioni dei titoli, insomma avremmo dovuto fare i conti con questa esposizione e dire anche quali sarebbero state le fonti dalle quali prelevare i soldi per contrastare la crisi. Io penso che in tempi come questi, se l'urgenza è urgenza, non ci possono essere tabù. E quindi se a me spiegano che devono continuare a comprare gli F-35 e le armi di distruzione di massa e a chiudere un ospedale, io penso che stanno facendo un grave attentato alla nostra democrazia e che io voglio, non posso, non diciamo così vorrei, io voglio, se vado al governo, andare a tagliare le spese militari per difendere le spese dello Stato sociale.